Buongiorno e ben ritrovati in un appuntamento con A Voi la Linea. Si riapre il dibattito sulle autonomie regionali anche dopo le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul territorio. Non ci sono più tabù, l'autonomia è di tutti, dice oggi al Corriere della Sera il Presidente del Veneto Luca Zaia. La pandemia ferma il microfono di Andrea Pierini, il governatore Massimiliano Fedriga ha dimostrato come sia utile che alcune competenze rimangano sul territorio per essere più efficienti. Sentiamo un'intervista. Presidente, oggi si torna a parlare di autonomia, è un buon segnale, insomma, perché si torna a parlare di politica attiva. Qual è la posizione del Friuli Venezia Giulia, che aveva già approvato, se non sbaglio, a proposito una legge, insomma, una richiesta di legge da parte del governo? Noi abbiamo già ottenuto con gli ultimi patti finanziari maggiore autonomia, penso uno dei passaggi storici, ovvero la competenza sulla finanza locale, cosa che da anni si chiedeva e noi l'abbiamo ottenuta e l'abbiamo anche strutturata. Stiamo chiedendo ovviamente altri punti importanti, tra cui quelli diciamo più di dettaglio come i beni demaniali, ma pensiamo anche alle competenze che chiediamo sull'ufficio scolastico regionale. Un altro passaggio importante sarà quello che presenteremo a breve, ovvero la norma di attuazione affinché le province possano tornare ad essere elettive, quindi fare finalmente dall'EDR un ente che possa essere rappresentativo della volontà degli elettori. E oltretutto, come Presidente della Conferenza delle Regioni, stiamo lavorando insieme al Ministro per gli Affari Regionali per portare la norma quadro sull'autonomia, perché pensiamo che la valorizzazione dell'autonomia di tutte le regioni, anche quelle ordinarie, aiuti anche il Friuli Venezia Giulia. È il momento storico giusto questo per parlare di autonomia delle regioni. Insomma, Zaia diceva abbiamo dimostrato che sulla sanità, il tema più delicato, siamo bravi a far da soli. Non solo la capacità che hanno dimostrato le regioni storicamente che ambiscono all'autonomia, ma penso che anche molte regioni del Mezzogiorno stiano spingendo per avere maggiori competenze. La pandemia sicuramente ha fatto emergere in modo emblematico l'utilità che alcune competenze rimangano sul territorio per essere più efficienti. Penso che molte regioni del Mezzogiorno, e troveranno il mio totale appoggio, lavoreranno per chiedere maggiore autonomia. Addio anche al termine secessione, forse un po' un passo avanti questo? Ma noi siamo un partito federalista, quindi un paese che sia sviluppato sulle competenze territoriali garantisce l'unità nazionale, non la va a minare. È chiaro che serve anche la volontà dello Stato centrale di capire quali competenze, e ce ne sono di fondamentali, sia ben chiaro, debbano rimanere gestite a livello centrale e quando invece è più utile che siano più vicine ai cittadini. La pandemia ha indotto molti, soprattutto giovani, a rinviare le nozze che nel giro di un solo anno sono quasi dimezzate. Un dato che si evidenzia anche nella nostra regione, ma che ora vede una ripresa. Vediamo. Come sarà la tendenza dei matrimoni nel 2022? La pandemia ha creato diverse difficoltà. Ne parliamo con Stefania Vismara, che ha vissuto il periodo pandemico in prima persona e adesso, insomma, le cose stanno andando meglio? Assolutamente sì, il lavoro è ripreso per fortuna e le persone si stanno abituando a questo problema con il quale dobbiamo sicuramente convivere, però per fortuna insomma a tutto si fa l'abitudine, ci sono delle regole che vengono rispettate e c'è tanta voglia insomma di sposarsi, i matrimoni sono ripresi e non c'è più una stagionalità, nel senso che comunque voglio dire proprio per recuperare quelle che sono state le nozze perse, sicuramente ci si sposa anche infrasettimanale, ci sono insomma c'è una nuova tendenza, ecco, quella di arrivare appunto anche al matrimonio d'inverno, cioè, ecco, e il matrimonio è diciamo cambiato in questo senso, nel senso che prima c'erano delle stagionalità fisse e adesso non ci sono più e poi dopo si ritornerà sicuramente alla normalità, però per il momento è così. Dopo tutti i rinvii, quest'anno sarà davvero un boom di matrimoni? Sicuramente in Friuli Venezia Giulia comunque i matrimoni ci sono stati anche nel periodo pandemico,
sono mancate le celebrazioni, cioè nel senso che comunque da questo punto di vista tutto è stato contenuto a livello di budget, eccetera. Il fermo dei matrimoni c'è stato soprattutto centro e sud Italia, quindi sicuramente lì c'è un'impennata da questo punto di vista, tant'è che le location non hanno proprio respiro e si arriva addirittura a matrimoni del 2024, nel senso proprio per via del fatto che le location non hanno date che consentano, diciamo, il matrimonio. Anche ai Friuli comunque c'è un pochino questo problema, meno, ma anche qui. A livello commerciale come sta andando? Quali sono anche le richieste degli sposi in questo 2022? Lo chiediamo a Gerry Tumacu proprio per capire quello che è cambiato dopo la pandemia. La nuova tendenza è andare verso capi riutilizzabili, capi con tessuti naturali ovviamente e soprattutto capi con un'anima, ecco, quello che fa la nostra azienda. Dunque un prodotto 100% made in Italy, non solo, ma il fatto di puntare su fibre naturali. Capi riutilizzabili come quello che presenti tu, che è bellissimo, che con un jeans diventa sportivo, elegante e riutilizzabile anche per un aperitivo. Perché no? Perché no? Questo è Cleve Finati, dunque questo per esempio è il capo che indosso in questo momento, è un abito della nostra linea lusso per esempio, capi in 100% seta, che in qualche modo sto rivivendo in questo modo. Ti sembra un capo da cerimonia, per esempio? Lo diresti? No, quindi il capo è riutilizzabile non solo per il giorno del matrimonio, ma anche il giorno dopo il matrimonio. La qualità e l'eleganza, ma il riutilizzo può essere, diciamo, la parola d'ordine dopo la pandemia? Allora sì, ma è anche, diciamo, proprio il trend del beau chic. Sicuramente tutte le nostre aziende hanno subito 2 anni veramente di fermo, che ovviamente non saranno facilmente recuperabili. Adesso è stato decretato finalmente, che il wedding non aveva avuto nulla, è uscito proprio un decreto di aiuto alle aziende del wedding. Noi come produttori non rientrano neanche gli agenti, i rappresentanti che anche loro insomma ne avrebbero bisogno per quanto riguarda la cerimonia, però perlomeno è stato identificato il comparto con alcuni codici Ateco. Ne mancano. Noi abbiamo fatto un'ulteriore richiesta a livello ministeriale, però insomma quei 2 anni sicuramente non è che si potranno recuperare. Fondamentale è la ripartenza. Adesso i ragazzi sono tutti entusiasti e si vogliono sposare, anche noi abbiamo fortunatamente tantissime richieste. Quindi viva i matrimoni, grazie a Stefania e grazie a Gerry, in bocca al lupo. Ed ora siamo pronti per collegarci con la nostra Isabella Gregorato che sta seguendo la conferenza stampa di giunta a Udine. Te la linea. Buongiorno, grazie per la linea, buongiorno a te Alexis e buongiorno ai nostri telespettatori. Si sta svolgendo appunto in questo momento, come ogni martedì, la conferenza stampa per raccontare quanto è accaduto durante l'incontro della Giunta. Con noi l'assessore alle politiche sociali Giovanni Barillari, in quanto il Comune erogherà dei contributi straordinari per pagare l'affitto a chi non ce la fa appunto a causa del Covid. Parliamo di queste iniziative. Ecco, fra i vari interventi per contrastare i danni che il Covid ha portato nella nostra comunità, oggi è stata presa una decisione in Giunta sfruttando un finanziamento nazionale. Questo provvedimento che oggi è stato approvato consiste nel sostenere economicamente quelle famiglie le quali hanno patito e sofferto una diminuzione della loro capacità di reddito a causa del Covid nel 2020 o nel 2021. In particolare le famiglie che hanno avuto un calo del reddito almeno del 20% nel 20 rispetto al 19 e almeno del 25% nel 21 rispetto al 20. La Giunta ha deciso
Innanzitutto una cosa molto giusta ed equa, a differenza di altre amministrazioni verranno conferiti i sostegni economici in base alla effettiva necessità, ovvero verranno premiate innanzitutto e sostenute le famiglie meno abbienti e abbiamo deciso di abolire assolutamente il click day, che è una cosa che secondo noi è assolutamente molto giusta. Quindi non chi prima arriva meglio alloggia, ma in base a chi ha più bisogno verrà corrisposta una cifra che corrisponde a circa 3 mensilità per le famiglie che hanno un ISEE inferiore a 35.000 euro e secondo il criterio di bisogno, quindi dal più basso verso l'alto. Ecco, avete fatto già una prima stima sul territorio, no? Quindi pensate intorno alle 400-500 famiglie per il momento. Sì, ecco, il secondo provvedimento che Udine ha deciso in autonomia è il fatto di dare un segno concreto, quindi non una sola mensilità ma almeno 3 mensilità. Quindi in base a quelle che sono le notizie ufficiose che abbiamo a disposizione, se verrà dato un sostegno pari a 3 mensilità per le annate o 20 o 21 e se verrà confermato il finanziamento che sembrerà arrivare a Udine, il numero di famiglie che potrebbero risultare beneficiari di questo contributo e di questo beneficio sono comprese fra le 400 e le 500. E quindi insomma, ecco, diciamo che siamo soddisfatti delle decisioni prese oggi, perché è un modo di garantire un'equità sociale di cui c'è particolarmente bisogno in questo momento. Bene, ringraziamo l'assessore alle politiche sociali Giovanni Barillari. Ricordiamo anche che l'assessore Laudicina in apertura dei lavori di giunta ha parlato di rinvio per quanto riguarda il pagamento della Tari. Dovrà essere effettuato perché sappiamo che anche la prima, no, l'anticipo della Tari era stato pagato in ritardo per dei problemi tecnici a livello appunto di azienda che gestisce appunto questi pagamenti, quindi il 28 di aprile, slitta tutto al 28 aprile. Con noi una battuta anche dall'assessore Maurizio Franz per quanto riguarda il Luna Park di primavera. Si ripropone anche quest'anno. Sì, abbiamo definito oggi in giunta le nuove date del Luna Park di primavera, dal 26 marzo fino al 18 di aprile. È un appuntamento tradizionale che si svolgerà come sempre in piazza Primo Maggio e che siamo sicuri vedrà una partecipazione di tanti bambini, di tante famiglie, come è stato anche nel Luna Park di Santa Caterina. Naturalmente ci attendiamo che ci sia un'evoluzione positiva del quadro epidemiologico, in modo tale da favorire questo che è un momento anche ludico ma anche di socializzazione molto importante. Ecco, quindi piazza Primo Maggio, però contenuto il numero delle attrazioni. Sì, è sempre stato che l'edizione primaverile, essendo molto più dedicata proprio ai bambini, a un numero molto più limitato di giostre presenti, e quest'anno poi in particolare perché siamo ancora in una fase delicata, però è senz'altro una risposta molto importante in un momento in cui abbiamo bisogno di stare un po' all'aria aperta e soprattutto anche di divertirci, e i nostri bambini hanno bisogno di questi momenti. Bene, ringraziamo l'assessore Maurizio Franz. Per il momento qui da Palazzo d'Aronco è tutto. Eventualmente, se volete ancora alcune notizie qui da Palazzo d'Aronco, magari nel prossimo collegamento. Restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Isabella Gregoratto. Ci separiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Bentornati a Da Voi la Linea. Rosario Di Maggio, ingegnere di Almicco, si è reso protagonista di una particolare protesta contro il super bonus 110%. Ha scritto un lungo post al Presidente del Consiglio Mario Draghi, dandogli del tu come tra colleghi. Vediamo. Rosario Di Maggio parla a Draghi dandogli del tu, visto il suo post tra colleghi, esatto, tra colleghi tecnici. L'argomento è quello del super bonus 110 e lei sottolinea una serie di errori che sono stati fatti, una serie di sbagli, una serie di cose che potevano essere fatte diversamente. L'errore principale è stato quello di dire, come se diciamo oggi si dicesse nel supermercato di fronte, per i prossimi 10 minuti è tutto gratis. È chiaro che milioni di persone si riversano sul supermercato, non ci sono abbastanza commessi, non c'è abbastanza materiale e soprattutto si generano tensioni fortissime fra i possibili committenti, acquirenti, perché è gratis.
Ma se è gratis per i prossimi 10 minuti le conseguenze sono abbastanza evidenti. All'11° minuto la pacchia è finita, se vogliamo parlare di pacchia. E quindi siamo tutti forsennatamente costretti a fare rincorse di scadenze che sono illogiche e che noi viviamo come vessatorie, e che il cliente finale, l'utente finale che si indebita, perché qua bisogna essere molto chiari, il 110% prevede una prima fase in cui il singolo proprietario di casa si indebita, poi se gli va bene si libera del debito. Quindi nella prima fase, se tu riesci a superare questo labirinto assurdo della normativa, giungi al termine dei lavori e alla casa riqualificata, e se ti va bene, ripeto, se ti va bene, riesci a recuperare il denaro che tu hai speso in prima persona per riqualificare casa tua. Se no ti rimane un mutuo da pagare per 100-150.000 euro. Una delle accuse che viene fatta al 110% è che abbia drogato il mercato. Questo è vero, nel senso che riversare una vagonata di miliardi, forse ben al di là delle intenzioni del legislatore, su un mercato edilizio che erano anni che viveva in asfissia, ha certamente provocato quasi istintivamente una reazione di rimbalzo dei prezzi verso l'alto, che però non è riconducibile squisitamente solo al 110%, perché bisogna considerare che il Friuli, l'Italia, per quanto sia grande, è una frazione minimale del mercato mondiale. L'economia globale, lo sappiamo tutti, è soggetta a fortissime tensioni al rialzo delle materie prime, che hanno pesato in maniera molto più significativa di quanto possa avere influito questa iniezione di liquidità abnorme sul mercato. Diciamo che le due cose si sono sovrapposte. La seconda cosa è che anche il parco dei professionisti si era ridotto, perché anche se nella vulgata generale i professionisti sono dei privilegiati dal punto di vista economico e sociale, la realtà è ben diversa. La realtà è stata di anni di grande crisi della nostra professione. Dispiace sentire alcuni concittadini, anche miei clienti, scagliarsi contro i professionisti di filiera, che sono i tecnici, ma poi sono anche le imprese, sono anche le ditte che forniscono i materiali edili, scagliarsi contro questi soggetti come se ne approfittassero in maniera, diciamo, malvagia, no? Per trarre il massimo vantaggio, il massimo profitto economico da una situazione contingente che è quella del 110%, quando invece la realtà è molto più complessa, è molto più difficile da interpretare. Non era più logico, più intelligente, diciamo le cose come stanno? A volte bisogna avere anche il coraggio di dire parole, diciamo così, che sono spiacevoli. Diluire in una programmazione decennale queste risorse in modo da deglutire, che il mercato potesse deglutire la pillola e tutti non fossimo costretti a correre come forsennati, perché qui si tratta di prendere il treno da 25 miliardi quest'anno e il prossimo anno ritornare a fare miseria come prima. Nuovo collegamento in diretta con Udine con la nostra Isabella Gregorato, che sta seguendo la conferenza stampa di Giunta. A te la linea. Grazie Alexis, è con noi il vice sindaco Loris Michelini, che ovviamente ci parla di lavori pubblici, in questo caso di lavori in una palestra, la palestra Mazzini di via Bariglaria. Avete messo mano nuovamente al progetto perché ci sono ulteriori possibilità di finanziamento? Sì, noi avevamo messo a bilancio 1.630.000 euro, progetto già quasi arrivato alla fine, definitivo. Dopo abbiamo scoperto che praticamente il PNR nazionale aveva emesso nell'ambito dei fondi europei, il Ministero aveva inserito questo bando, dove potevano essere richiesti finanziamenti per le palestre nuove. Ovviamente avevano determinati requisiti, noi vogliamo partecipare, abbiamo rivisto il progetto adeguandolo a certi requisiti che hanno voluto inserire, quindi abbiamo rivisto con un raddoppio del fotovoltaico, ma abbiamo dovuto cambiare il tetto ovviamente, ma quello che è più importante è che abbiamo inserito le 2 pompe di calore che praticamente con un isolamento maggiore
quindi laterale, verrà fatto un isolamento maggiore, le 2 pompe di calore, l'aumento del fotovoltaico, l'involucro della palestra che sarà dedicata ovviamente alla scuola, ma nel pomeriggio ci saranno le associazioni sportive, ci saranno anche i cittadini, chiunque avrà la possibilità di poter essere autonomo in tutti i sensi. Il costo è di 2 milioni, il Ministero dovrebbe darci 1,9 milioni e noi riusciamo a fare veramente una cosa eccezionale, credo, per questo territorio, per la città di Udine. Quindi abbiamo anche inserito all'interno di questo progetto una nuova struttura che è un'aula, diciamo, in più, che riguarda sia la palestra, che riguarda sia i cittadini, che riguarda sia la scuola. Bene, ringraziamo il vice sindaco di Udine, Loris Michelini, e qui da Palazzo Daronco per oggi è tutto, a voi la linea. Grazie Isabella. Parliamo del mare che si vive in tutte le stagioni ed è per tutti, e questa è la filosofia di base dell'associazione Tilaventum, che a Lignano promuove l'approccio inclusivo nelle discipline sportive d'acqua, adattando anche le diverse imbarcazioni a tutte le esigenze grazie a degli speciali accorgimenti. Francesca Spangaro ha incontrato il presidente Daniele Passoni. Buongiorno, oggi ci troviamo a Lignano, sì, sono su una barca, ed è una barca anche speciale, tra poco ne scopriremo anche qualche particolarità. Con Daniele Passoni parliamo dell'associazione Tilaventum, spieghiamo intanto che cos'è, come nasce. Buongiorno a tutti, Tilaventum è un'associazione di sport di mare, nasce per offrire l'opportunità a tutti, veramente a tutti, poi spieghiamo anche perché, di poter vivere il mare, fare esperienze e fare attività sportiva, quindi la vela, il kitesurf, il windsurf, il SUP che è pagaiare in piedi sulle tavole tipo surf, e nuoto pinnato e attività di questo tipo. Quante persone sono coinvolte in questa associazione? 250 soci circa, e poi la nostra particolarità è veramente di far vivere il mare a tutti, come dicevo prima, ovvero di viverlo con approccio, si dice, inclusivo, cioè avendo a bordo o nelle esperienze che si fanno persone disabili, persone cosiddette normodotate, un po' di tutto, poi artisti, professionisti, studenti, chi c'è e sale a bordo e vive le esperienze con noi. In più abbiamo la fortuna di avere questa barca su cui siamo a bordo oggi, che è una barca accessibile soprattutto a chi usa la carrozzina, che può salire a bordo autonomamente con la propria carrozzina, può guidarla, si usa dire, insomma, con la propria carrozzina, e ha tutti degli accorgimenti particolari che tra l'altro non si vedono neanche, perché possa essere veramente un protagonista a bordo chi deve usare la carrozzina per forza, insomma. Mi fa qualche esempio? Cioè, quali sono? Diceva così a primo impatto uno non se ne accorge, ma ci sono tante particolarità. E ci sono tanti accorgimenti, ad esempio qui a Marina Puntafaro, dove noi abbiamo la sede, intanto è tutto accessibile, per cui chi arriva con la propria auto riesce usando la carrozzina, riesce ad arrivare a bordo da solo, autonomamente. Arriva a bordo, qui vedete che c'è una specie di ruota, una specie di volante, tipo quelli automobilistici, solo che a differenza di quelli più comuni non ha i raggi. Questo perché? Perché con la carrozzina è più confortevole essere molto vicini a questa ruota, a questo volantone, che però se ci fossero stati i raggi chiaramente la distanza sarebbe stata maggiore e il comfort nella guida sarebbe stato ben diverso. In più questa ruota si può attraversare, ovviamente la persona con la carrozzina può timonare questa barca con questa ruota. Qualora avesse delle difficoltà motorie anche agli arti superiori, abbiamo un joystick che muove la ruota, per cui è un accessorio che abbiamo in più la carrozzina che si appoggia in questa posizione può essere anche regolata, siccome la barca si inclina quando si è in mare, può essere inclinata questa pedana dove poggia la carrozzina, appunto, perché a barca sbandata la persona possa avere una posizione molto più confortevole, ergonomicamente più confortevole. Ecco, negli anni avete visto aumentare la voglia anche delle persone di provarci, di riuscire anche a praticare magari un'attività che poteva sembrare loro preclusa? Sono molto migliorate e molte persone hanno scoperto un mondo che
ritenevano prima veramente inaccessibile. Teniamo presente che l'accessibilità vuol dire, diciamo, non avere barriere architettoniche, normalmente si intende, no? Ma poi ci sono anche le barriere mentali, c'è un po' di preclusione talvolta, e poi le barriere economiche. Noi questi 3 ostacoli li abbiamo praticamente, come posso dire, superati, per cui riusciamo a dare l'opportunità a tantissime persone, e tantissime persone sono rimaste appagate e si sono legate a noi e a queste esperienze che possiamo offrire. Parlando di accessibilità abbiamo visto qua alcuni esempi, ma tutti, Marina, del Friuli Venezia Giulia sono attrezzati, dotati da questo punto di vista? Sì, è vero, l'accessibilità però è garantita nella rete FVG Marinas grazie agli interventi che sono stati fatti nel tempo, per cui questo è un segnale molto molto bello, perché si rende possibile veramente a tutti di poter fruire del mare e delle strutture a mare. Rendiamoci conto che soprattutto nell'Europa occidentale la popolazione ha un'età media che andrà sempre più alzandosi, e per cui se noi facilitiamo tutte queste persone, che potremmo essere noi nel nostro futuro, intendiamoci, per poter vivere le città, il mare, il marina, le città di mare, gli sport, eccetera, creiamo delle possibilità che poi diventano occasioni anche con delle ricadute economiche, perché possiamo ospitare nei nostri luoghi, nei nostri territori, tutta una serie di persone che fino all'altro ieri magari non avevamo considerato più di tanto. Oltre che rendere felici le persone, possiamo anche creare delle opportunità. Con ultima cosa, perché associamo spesso il mare all'estate. Mare per tutti e per tutte le stagioni anche, quindi anche in questo momento. Certo, non si sa molto questo, ma di solito, appunto, come dicevi, il mare viene inteso nella stagione estiva, balneare. In realtà, dal punto di vista delle esperienze in mare, si vive tutto l'anno, sia sportivamente in modo agonistico, ma anche solo per uscire, per vivere. C'è chi va a pesca, c'è chi fa tantissime altre cose. Si vive tutto l'anno. Siamo in chiusura, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.